Furto a casa del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, che si rivolge ai ladri dicendo cambiate vita. Intervista al candidato sindaco al comune di San Giovanni Gemini Giovanni Miceli. Il comune ignora anche gli inviti del prefetto per quanto riguarda la sicurezza stradale. Presentato il docufilm dell'ex governatore della Sicilia, 1768 giorni. Domenica si gioca Licata-San Luca. Buongiorno da TVA Notizie, apriamo con la cronaca. Ladri a casa del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, la quale dice ai malviventi di cambiare vita. Arturo Cantella. Un fatto increscioso accaduto al sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. Alcuni ladri entrano nella casa materna, mettendo a soqquadro un po' di tutto. La nota è stata comunicata dal sindaco attraverso un suo annuncio sui social di Facebook. Sono entrati nella casa, afferma il sindaco, della mia famiglia, hanno distrutto tutto quello che hanno potuto, hanno provato a portare via oggetti e decorazioni e alla fine sono scappati con quello che sono riusciti a mettersi in tasca. Nella giornata di oggi, continua il sindaco Brandara, ho presentato formale denuncia contro ignoti ai carabinieri, ponendo la massima fiducia nello Stato perché si possa venire a capo di questa vicenda e mi possa essere restituito quanto rubato. Sono oggetti di enorme valore sentimentale, ovviamente, ricordi per me di chi non c'è più in vita. So che chiunque abbia subito un atto come questo potrà capire cosa provo in questo momento. Voglio però lanciare, continua il sindaco di Naro, Brandara, anche un appello ai responsabili. So per certo che non ne ricaverete nulla dalla vendita. Restituitevi in forma anonima tutto e soprattutto, ve lo dico da sorella, cambiate strada, cambiate vita. Scegliete per voi stesso un futuro diverso da quello che al momento state praticando. Numerosi i messaggi di sostegno verso il sindaco Brandara per quanto accaduto. Ricordiamo che recentemente l'onorevole Brandara aveva effettuato un rimpasso al governo della città di Naro, inserendo alcuni nomi nuovi come assessore che l'aiuteranno nella guida della città fino al termine del suo mandato. E veniamo alla politica. Arturo Cantella ha intervistato Giovanni Miceli, candidato a sindaco di San Giovanni Gemini. Lei ha deciso di scendere in campo per le elezioni comunali a primo cittadino a San Giovanni Gemini. Cosa l'ha spinta? Ecco, quali sono state le motivazioni affinché affronti questo momento elettorale? Sì, sono sceso in campo spinto veramente da tanti cittadini, tanti amici che hanno detto cerchiamo un pochettino di fare qualcosa, di migliorare il comune di San Giovanni Gemini, anche perché è un comune, come sappiamo, che è un limitrofo col comune di Cammarata e sono due comuni che non possono non avere una politica comune, una politica, diciamo, che si sviluppi nello stesso senso, quindi non può andare un comune da una parte e un comune dall'altra, quindi si deve concretizzare una politica comune, fare rete tra i comuni del comprensorio e cercare di sviluppare un progetto possibilmente più integrato possibile. Quello che mi ha spinto molto è il fatto che vogliamo spenderci veramente per il territorio. La nostra infatti si chiama San Giovanni Libera, che vuole rappresentare una scelta libera da parte dei cittadini senza condizionamenti, una scelta per la collettività, una scelta che vede soprattutto a centro i giovani, quindi le politiche giovanili che svilupperemo, perché i giovani si sono molto allontanati dalla politica. Noi vogliamo in realtà che i giovani siano parte attiva perché sono le migliori risorse che abbiamo sul territorio e quindi faremo soprattutto alcuni punti che abbiamo messo nel programma, sono quelli dello sviluppo delle politiche giovanili, una corretta gestione della movida, perché spesso San Giovanni dobbiamo cercare di fare funzionare il centro storico in un modo corretto e quindi dare le giuste opportunità sia ai giovani di divertirsi in modo corretto
e sia ai residenti di poter gestire anche il centro storico e quindi avere una visibilità, una vivibilità che sia adeguata. Poi quello che cercheremo di fare è un intervento sui rifiuti, sulla gestione dei rifiuti. Abbiamo l'idea di portare una gestione in house dei rifiuti come hanno fatto alcuni comuni tipo Bivona, tipo Santo Stefano, e quindi fare un aro comune col comune di Cammarata, perché possiamo effettivamente incidere tanto sulle bollette e quindi diminuire il costo del servizio e avere una più efficiente gestione delle risorse e una bolletta effettivamente più bassa per quanto riguarda i cittadini. Abbiamo poi la voglia di fare alcune opere di viabilità, migliorare la rete fognaria in alcune zone, tipo via Circonvallazione, dove non esiste la rete fognaria, e quindi è importante da questo punto di vista fare degli interventi infrastrutturali. Poi, e non per ultimo, anche una migliore gestione delle risorse umane del Comune di San Giovanni Gemini e quindi sviluppare delle sinergie con altri enti al fine di poter potenziare l'organico del Comune e quindi di offrire dei migliori servizi ai cittadini e quindi ai residenti. Questi diciamo che sono alcuni punti che noi toccheremo, vogliamo proprio spenderci spassionatamente, senza interessi personali, ma per gli interessi collettivi, e dare una diversa impostazione di quella che è la cosa pubblica. Perché quello che dico spesso è la cosa pubblica finora ci siamo un po' tutti allontanati perché è stata vista come una cosa di tutti, quindi non è mia, non mi interessa. Dobbiamo ribaltare il punto di vista, che è quello di essere una cosa pubblica che è di tutti e quindi anche mia, e quindi anche ogni cittadino deve avere un senso di responsabilità nell'affrontare la cosa pubblica. San Giovanni Libera, questa è la lista che la sosterrà. Ecco, parliamo un po' di questa lista e da chi è formata e quale sarà l'apporto fattivo che daranno i suoi, diciamo, componenti. Sì, la lista praticamente è supportata in buona parte dalla società civile. Abbiamo diverse componenti, infatti anche il simbolo esprime questo. Esprime 4 aree colorate in modo diverso, in modo tale che c'è la società civile e poi ci sono alcuni partiti sia di centrodestra che di centrosinistra che ci sostengono, quindi la conformazione è proprio quella di una lista civica pura. E per la sfida di fine mese altri 2 candidati a sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimpardo e Rito Compilato, hanno chiarito i motivi che li hanno portati a scendere in campo. Zimpardo, 46 anni, della lista Costruire il presente per San Giovanni Gemini, è l'attuale presidente del Consiglio Comunale. Gli assessori designati sono Calogero Barbasso, Giuseppe Perrone e Giuseppe Scrudato. Abbiamo messo insieme, dice Zimpardo, un gruppo di persone desideroso di impegnarsi per il Paese. Rito Compilato, 38 anni, della lista alternativa sangiovannese, ha designato assessori Nicola Giordano e Tiziana Scrudato. Ho deciso di candidarmi, dice, per contrastare il malgoverno degli ultimi 20 anni. Riguardo il candidato sindaco Giovanni Miceli abbiamo appena visto il servizio con l'intervista di Arturo Cantella. Il magistrato Stefano Zammuto, dopo diversi anni di attività nel capoluogo, per decisione del Consiglio Superiore della Magistratura lascia il Tribunale di Agrigento, nuova sede il Tribunale di Sciacca. A Fontanelle i cittadini si danno da fare per combattere il degrado che lascia purtroppo indifferente l'amministrazione comunale, che non ascolta neppure gli inviti del prefetto per quanto riguarda la sicurezza stradale. Vediamo. Basta poco per uscire dal degrado, ma non si può pretendere che un quartiere grande come Fontanelle venga rimesso a nuovo e ripulito dai soli abitanti. Comunque l'iniziativa di Pasquale e Gina, abitanti in via Navarro della Miraglia, è lodevole e dovrebbe far vergognare chi ha il dovere istituzionale di intervenire e non lo fa. A Fontanelle le nostre telecamere hanno ripreso situazioni che si commentano da sole
E chissà che dalla prefettura, sollecitata dal comitato di quartiere Fontanelle Insieme, non arrivi l'atteso richiamo per l'amministrazione comunale, incurante anche per quanto riguarda le strade, in procinto di sprofondare, come sta avvenendo in via Unità d'Italia, che è la strada per l'ospedale, e in viale Sicilia, dove avvallamenti e tompini mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Servono interventi minimi per creare sicurezza sulle strade. Stiamo parlando del chiaro messaggio di qualche mese fa del prefetto di Agrigento Maria Rita Cociufa alla politica locale. Messaggio lanciato nel corso di un vertice sulle condizioni delle strade nell'Agrigentino e in città. Inutile dire che quel giorno in prefettura era presente anche assieme all'ANAS il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Inutile dire anche che il messaggio del prefetto è rimasto inascoltato. Alla Camera di Commercio di Agrigento tavolo di confronto sulle infrastrutture. Arturo Cantella. Commissario, un importante incontro oggi in merito allo sviluppo territoriale del nostro territorio organizzato dalla Camera di Commercio e da Unioncamere. Sì, questo è un progetto portato avanti dall'Unioncamere ed è un progetto finanziato a valere dal Fondo di Perequazione 2021-2022. È un incontro molto interessante anche perché l'ingegnere che andrà a spiegare questo progetto, l'ingegnere Marco Calì, è un consulente di innovazione e quindi accetterà tutti i suggerimenti, tutte le proposte per migliorare questo progetto. Perché per la nostra provincia è importantissimo il miglioramento delle infrastrutture, perché solo migliorando le infrastrutture possono migliorare la qualità dei servizi, le imprese ne possono usufruire per migliorare la loro attività. Vorrei fare una battuta, io poco fa nel mio intervento ho detto che da Cattolica ad Agrigento questa mattina ho impiegato un'ora, 38 km un'ora. E quindi già si vede come sono ridotte le nostre strade. Ora, una viabilità funzionante, eventualmente una cosa di cui tanto si parla ultimamente, un aeroporto turistico nella provincia di Agrigento, potrebbe dare modo agli agrigentini e provincia di mettere in campo le loro potenzialità che a livello intellettivo, a livello diciamo di fattibilità sono immense, però mancando le infrastrutture, mancando un aeroporto magari commerciale che possa migliorare le nostre condizioni, Agrigento è costretta a soffrire ed avere un handicap nei confronti di altre zone d'Italia. Quindi ci aspettiamo che il governo regionale e il governo nazionale possano migliorare queste nostre condizioni in maniera che le nostre imprese e il nostro territorio ne possano usufruire in una maniera congrua. Oggi si parla di infrastrutture del nostro territorio che purtroppo è carente. Mi riferisco tra le altre cose anche all'Agrigento-Palermo, una strada pessima e molto pericolosa. Ecco, in questo senso il convegno di oggi serve anche a questo. Prosegue l'impegno del sistema camerale siciliano a favore dello sviluppo delle infrastrutture a servizio naturalmente della crescita anche del sistema produttivo della nostra isola. Dopo la presentazione del libro bianco da parte di Unioncamere Sicilia, ora ci sono questa serie di appuntamenti nelle varie sedi delle Camere di Commercio siciliane per presentare una proposta di piano strategico da a sua volta poi presentare nei confronti di coloro i quali possono progettare e finanziare queste opere per migliorare il sistema dei trasporti in Sicilia. Naturalmente con riferimento proprio alla provincia di Agrigento noi sappiamo quanto si sconta l'isolamento della nostra provincia rispetto
al resto della Sicilia e anche rispetto al resto del Paese, una condizione di emarginazione che penalizza non molto il sistema imprenditoriale. Ecco, oggi questo tavolo di confronto serve anche a raccogliere delle indicazioni da parte di coloro i quali sono particolarmente interessati allo sviluppo di questo territorio, affinché si possano raccogliere queste indicazioni e rappresentarle a chi poi può consentire di mettere in pratica dei finanziamenti e dei progetti per risolvere questi problemi di isolamento. Assessore Cantone, lei ha voluto partecipare oggi come rappresentante del Comune di Agrigento. Si parla di infrastrutture che purtroppo prendono un esempio già tutti, l'Agrigento-Palermo, una strada che è diventata pericolosissima. Ecco, quale può essere, diciamo, l'apporto che il Comune dà e cosa può trarre anche da momenti di incontro come questi? Intanto faccio un plauso alla Camera di Commercio di Agrigento che organizza sempre interessanti iniziative. Il Comune di Agrigento non poteva essere assente oggi a questo focus che si fa sulla situazione, sulle criticità delle infrastrutture. La nostra è una terra carente sotto tutti i punti di vista delle infrastrutture, dal punto di vista stradale, si parlava anche dal punto di vista idrico, si parlava anche dal punto di vista dell'agricoltura, della banda larga, insomma tutte queste cose che sicuramente sono carenti. Nel mio intervento, che ho appena terminato poco fa, ripeto il nome e per conto del Comune di Agrigento, evidenziavo la mia fiducia però in questo periodo, in questa amministrazione e nella collaborazione degli enti, soprattutto l'ente regione, che avendo trovato la capitale della cultura nel 2025 Agrigento, essendo stata designata Agrigento, sicuramente la ritiene meritoria di alcune attenzioni particolari. Quindi la mia fiducia sta proprio in questo, è il momento buono affinché noi operatori in ogni settore facciamo da stimolo nel produrre progetti e nell'evidenziare criticità e soluzioni per risolvere le stesse, per poter migliorare questa nostra terra che ahimè è ancora martoriata. Presentato a Palermo il docufilm di Totò Cuffaro, 1768 giorni, il servizio di Arturo Cantella. Ottimo il riscontro che ha avuto ieri sera al Cinema Multisala al Politeama di Palermo la prima di 1768 giorni, il documentario inedito sugli ultimi 7 anni di Totò Cuffaro. L'opera è stata prodotta dal regista Marco Gallo, agrigentino, ed è stato presentato ieri, accolto calorosamente dal pubblico presente proveniente un po' da tutta la Sicilia. Il ricavato della serata è stato devoluto all'associazione Automobil Burundi Ollus. Aiutiamo il Burundi Ollus, che servirà a far vivere e studiare i tanti bambini orfani di quella zona. Un viaggio sulla strada al quale emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla sua riabilitazione, dagli anni nella militanza nella Democrazia Cristiana. Il Balneare di Folla che lo aveva sostenuto fino all'elezione della presidenza della regione siciliana nel 2001, quindi l'inchiesta per mafia, la rielezione nel 2026, la condanna in primo grado per favoreggiamento e le sue relative dimissioni, con la condanna definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato alla mafia, e si aprono quindi le porte del carcere di Rebibbia. 4 anni e 11 mesi trascorsi nella cella, quindi la laurea in giurisprudenza, la vita in campagna, le missioni come medico volontario in Burundi, fino al rilancio della nuova Democrazia Cristiana e alla sua riabilitazione con l'estinzione dell'interdizione perpetua da pubblici uffici decisa dal Tribunale della Sorveglianza di Palermo. Tantissime le autorità presenti in sala, tra cui il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'ex governatore Raffaele Lombardo. È la prima volta che Cuffaro e Lombardo si mostrano insieme al pubblico, in quanto per molti anni avevano interrotto precedentemente i loro rapporti. 1768 giorni di carcere, di sofferenza ma anche di speranza. L'idea è venuto a questo giovane regista agrigentino Marco Gallo. All'inizio per la verità ero molto restio, poi la sua caparbietà e la sua qualità mi hanno convinto, mi ha seguito per quasi 8 anni da quando sono uscito dal carcere, è venuto con me persino in Burundi a riprendere le scene in diretta dell'Africa e delle cose che facciamo, e oggi dopo 8 anni c'è questa prima che credo vada onorata per il lavoro e il sacrificio che ha fatto questo giovane che voglio ringraziare.
l'idea di raccontare una storia, così per com'è, con le parti negative e con le parti positive, senza nascondere i problemi e soprattutto senza infingimenti, senza ammettendo le responsabilità della mia vita politica e sociale, ma guardando a un progetto di futuro e di speranza che è quello che ha seguito gli anni del carcere e del post-carcere, sofferenza e speranza. Qual è il messaggio che volete lanciare? Ma il messaggio che io voglio dare a questo film, poi ognuno ne darà tanti altri, è che dentro le carceri ci sono delle persone con la loro storia, che il carcere non è storia di corpi, è storia di anime e le anime hanno diritto, se lo vogliono, se seguono un processo di rieducazione e di risocializzazione, a tornare a una vita normale nella società e nelle proprie famiglie. Il messaggio che penso di dare è che pur avendo scontato i miei errori con sofferenza e con speranza, credo che sia giusto che io non torni mai più a una politica attiva da candidato, lo ribadisco, e che comunque se le mie responsabilità possono essere in qualche modo lenite, ho scelto di farlo aiutando le persone che più hanno bisogno, i più umili, e ho trovato nel Burundi, che è il paese più povero del mondo, tanti giovani, tanti anziani e tanti bambini che hanno bisogno, che non è vero che sono io a portare speranza a loro, sono loro che tutte le volte che ci vado arricchiscono la mia storia di una grande umanità e di una grande speranza. Qual è il momento più significativo di questi 1768 giorni che lei racconta? Beh, posso dire che quello che più mi ha toccato profondamente, perché io ho visto il film soltanto qualche giorno fa, è quando sono stato ho partecipato alla tumulazione di mio padre, perché non mi avevano fatto partecipare al funerale, e ho ricordato, lontano dal tempo in cui è successa una storia che mi ha profondamente toccato e che mi inghioda le mie responsabilità, perché tutte le volte che mio padre mi cercava perché c'era qualcosa da fare insieme a lui ero sempre impegnato, e poi invece quando avrei voluto essere con lui per raccogliere il testimone di una vita non ci sono potuto essere. Non me la prendo con gli altri, non me la prendo con l'istituzione, me la prendo con me stesso, che non ho saputo coltivare al momento opportuno i veri valori e dare loro la priorità che meritavano. Raffadali che ruolo gioca in questa sua storia? Raffadali è un paese dove lei è particolarmente amato. Dove sono cresciuto, dove ci sono i miei genitori da vive, ora anche da morte, la mia infanzia, dove c'è la mia famiglia, è il paese è tutto, è la tua storia, la tua vita, è quello che ti porti dietro, non soltanto di ricordi ma anche di progetti, quindi per ognuno il proprio paese è quanto di più importante e di storico possa essere. Domenica lei ha partecipato al memorial su Angelo Cuffaro, suo nonno, sì, è stato un bel momento, no? No, è mio zio, il fratello di mio padre, ho partecipato a un memorial di calcio facendo una partita di calcio alla mia età e col mio peso, con una fatica enorme, con un sacrificio enorme, era una partita del cuore, l'ho fatto per ricordare un uomo che era un grande imprenditore, che era mio zio, non ne sono pentito anche se da domenica che non riesco a camminare bene. Se potessi tornare indietro certamente continuerei a fare politica, che è stato credo la parte determinante della mia vicenda giudiziaria. Se io non fossi stato politico probabilmente non avrei fatto gli errori che ho fatto e non sarei andato in carcere in questo senso. Sarei molto più attento, sarei molto più guardingo, probabilmente avrei potuto evitare di stringere qualche mano di troppo e magari avrei evitato qualche guaio che mi è capitato. Questo come prevenzione, però questa è una terra difficile, è una terra complicata, ma è una terra bellissima e proprio per questo merita di essere servita e merita di essere amato con tutti i rischi che questa terra ti propone. A me è successo, credo, una delle cose più belle che possa succedere a un uomo che faccia politica, rappresentare la sua gente, la sua terra eletto direttamente. Ne capisco la valenza di quanto sia importante questo, a volte mi fermo a chiedere scuse ai siciliani per gli errori che ho commesso, però è una cosa straordinariamente bella che ricorderò sempre e che spero di poter continuare a servire questa terra facendo il medico volontario in Burundi e facendo quello che posso per contribuire allo sviluppo di questa terra. Si aspetta.
Marco Gallo, il regista di Agrigento, come nasce questa idea, Marco? Ma nasce dalla curiosità di quello che scaturisce la storia di un uomo che ha rappresentato la Sicilia per 2 mandati, quindi è stata la persona, forse una delle persone più potenti che la Sicilia abbia avuto, e quindi raccontare il suo percorso, la sua vita, questa curiosità, quello che scaturiva nei confronti delle persone, quello che ha lasciato anche alla Sicilia stessa, mi ha portato ad avere questa curiosità da raccontare. Quindi quanto lavoro ci hai messo per realizzare l'opera? Beh, ci sono voluti 7 anni perché non c'era un momento giusto per far uscire il film. Ogni anno c'era sempre un episodio che secondo me andava raccontato, quindi il viaggio in Burundi è stato forse quello più emozionante, però c'era la laurea, c'era il ritorno in politica, c'è affrontare la vita di un uomo, entrare dentro la sua storia non è stato per nulla semplice, quindi ci sono stati 7 anni di incontri, di interviste, di crescita, di un percorso molto lungo, però che è stato formativo sia per me che per il film stesso. Presidente, anche lei ha voluto essere presente qui, una sua impressione, insomma, come mai? Sicuramente è interessante vedere questo documentario che narra la vicenda Cuffaro, ritengo in tutte le sue sfaccettature umane, politiche, sociali naturalmente, quindi lo guarderò con attenzione. Ho seguito questa vicenda anche da vicino perché sono molto legato a Totò Cuffaro e quindi sicuramente sarà una serata interessante e propositiva, anche perché la nostra Costituzione prevede che la reclusione abbia una funzione rieducativa. Io ho visitato, ho presentato tante carceri e posso dire purtroppo che a volte alcune di queste non rispondono al dettato costituzionale. Come ex presidente, come mai? Invitato, vengo ad abbracciarlo, a salutarlo, poi me ne andrò perché mi era sfuggito che ho un incontro a Catania alle 8 e quindi mi dovrò precipitare. Poi non so se il film dura 1768 minuti, siamo rovinati. Presidente, parliamo anche del suo movimento, l'MPA in giunta vista le prossime elezioni anche di Catania, siete in giunta anche con Schifani, ecco, qualcosa in merito? Dal momento della fondazione in poi questo movimento è stato collocato nel centrodestra e fino ad oggi è collocato nel centrodestra. A Palermo c'è stata una manifestazione dei lavoratori della Wind 3. Contro il progetto aziendale di vendita della rete, un fondo di efficienza complementare. Il lavoro basta, siamo stanchi col precariato, basta! Oggi siamo qui per manifestare contro una decisione aziendale di Wind 3 di effettuare un trasferimento del ramo d'azienda, quindi fare una cessione del ramo d'azienda della rete e parte delle attività di information technology, creando una nuova azienda che è praticamente dove c'è un fondo svedese che ha intenzione di investire sulla rete. Noi siamo contro questa decisione perché non è un progetto industriale, è soltanto un progetto speculativo che non dà garanzie per il futuro del lavoro per i dipendenti Wind 3 e nemmeno per quelli che dovrebbero transitare sulla nuova azienda. Invitiamo il governo a farsi carico di un problema che riguarda tutto il settore delle telecomunicazioni, che si sta mettendo in ginocchio lavoratori e lavoratrici che da anni con sacrificio e dedizione hanno creato valore per questo paese. Quindi io invito il governo a farsi carico della vertenza del settore delle TLC, incominciandoci da Wind 3. Per tutelare il futuro di questi lavoratori che è seriamente messo a rischio da una manovra che sta facendo l'azienda Wind di divisione dell'azienda in due e vendita di un pezzo a un fondo svedese, che è un'operazione che apparentemente potrebbe anche sembrare indolore, però è un'operazione di smembramento e smantellamento del settore delle TLC e dell'azienda Wind in particolare, perché noi sappiamo benissimo che le aziende oggi si reggono soltanto se sono unite in un settore quale quello delle TLC, dove la guerra spasmodica ai prezzi, quindi la guerra al prezzo fa sì che le aziende siano difficilmente sostenibili sul mercato, quindi l'operazione che sta facendo Wind è quella di dividere e vendere a pezzi. Sono Silvia Orso, RSU della Wilcom, Wind 3 Palermo.
Allora sì, la domanda è assolutamente importante e fondamentale, perché questo è uno sciopero nazionale e regionale, quindi su tutta la regione chiaramente si sta manifestando a tutela dei nostri diritti, a tutela di un passaggio che noi non condividiamo assolutamente, che è quello appunto della cessione di ramo d'azienda di Wind Tre, dove decide appunto questa azienda di fare uno spezzatino e quindi di cedere, di far diventare un'unica azienda, un SPA, in due aziende diverse, quali appunto, diciamo, un'azienda diventerebbe un'azienda di servizi e l'altra un'azienda, la Netco, un'azienda praticamente che dovrebbe rappresentare un po' la parte della rete dell'IT e di altri chiaramente settori che ne derivano. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. A Messina si apre uno spiraglio per il parco urbano del Volano. Quest'area era in possesso dello IACP e finalmente l'area è passata alla competenza dell'ARISM. C'è stato questo sopralluogo tecnico con la struttura commissariale, i tecnici di Invitalia e varie istituzioni, rappresenta infatti anche la CISL, che a seguito di sopralluoghi e anche in passato con le associazioni si è cercato di dare un'idea su quest'area. L'idea che è venuta fuori è quella della realizzazione di un'area al verde, un'area green sull'intera zona, e devo dire che è stata accettata e l'idea comunque è piaciuta molto anche all'assessore Mondello, che era lì presente, e anche ai tecnici di Invitalia, quindi non realizzare più strutture cubatura all'interno di quell'area, ma realizzare un parco verde. Dal Volano al Rione Santa Chiara, area che è stata recentemente sbaraccata, zona Tremonti, salita Tremonti. Anche lì che cosa si sta facendo? Qual è l'idea? Anche lì le idee non erano abbastanza chiare, ma con i tecnici di Invitalia abbiamo cercato di capire cosa si intendesse fare in quell'area. In quell'area può nascere un centro polifunzionale, senza anche qui cubatura, ulteriore cubatura che renderebbe quell'area sempre un'area comunque piena di palazzine, che non è idonea per quell'area stessa, ma quindi anche qui un'area al verde, attrezzature per bambini, giochi per bambini, campo da basket e tante altre idee che verranno fuori da qui a breve, perché lì si dovrà fare un progetto preliminare e Invitalia si sta occupando di tutto, sono scesi da Roma per cercare di capire come verrà realizzata quell'area, e insieme ci saranno diversi tavoli tecnici dove si stabilirà cosa verrà fuori in quell'area. Insomma, la quinta circoscrizione ha diverse aree che meritano maggiore attenzione. Un'altra zona che partiranno a breve i lavori, dove verranno realizzate palazzine, è l'area Fondo De Pasquale. Lì verranno realizzati 60 alloggi, che già la ditta è pronta per iniziare, c'è soltanto un rilievo fatto dall'ARPA e si partirà pure con quest'opera. Diciamo che i soldi ci sono, quindi la possibilità di portare avanti questi progetti c'è tutta, la volontà politica c'è, la sinergia si sta facendo rete tra associazioni sul territorio, comune, devo fare un plauso alla struttura anche commissariale che ha ben accettato le nostre proposte. Manifestazione sulle auto storiche a Sinagra, nel Messinese. Vediamo. Organizzato dall'Associazione Sicilia Old Car Club, si è svolto a Sinagra il quarto Spring Old Car Tour, manifestazione turistico-culturale riservata ad auto storiche costruite entro gli anni 70. Gli equipaggi sono partiti da Sant'Agata Militello e con le loro bellissime auto hanno raggiunto la piazza San Teodoro di Sinagra, dove i mezzi sono stati esposti al pubblico. I partecipanti hanno visitato il Palazzo Salleo, dove sono stati accolti con un piccolo rinfresco offerto dal comune
e realizzato dalle socie della locale Proloco. Successivamente hanno visitato la chiesa del convento, dove hanno potuto ammirare delle bellissime opere d'arte. A seguire, nonostante le avversità meteorologiche, i partecipanti con la propria auto hanno effettuato una prova cronometrata in via Professor Corica. In seguito si sono spostati presso la sede della Proloco e hanno avuto la possibilità di visitare il Museo del Patrimonio Culturale e il bellissimo giardino curato dai soci, da volontari e dalla presidente. Al termine della giornata hanno potuto gustare presso un ristorante della zona squisiti piatti realizzati con prodotti tipici locali. Dopo il pranzo si è svolta la premiazione in presenza del sindaco Antonino Musca e della presidente della Proloco Enza Mola. Al via il quarto Spring Old Car Tour. Parliamo di questa giornata sono le 8, dove ci troviamo e cosa faremo quest'oggi? Siamo a Sant'Agata Militello e stiamo registrando gli equipaggi, stiamo facendo la colazione e tra poco partiremo per Sinagra. Il presidente a bordo di una Citroën, ci parli di quest'auto? Sì, questa è una Citroën 2 cavalli AZ del 1955, è una prima serie, una macchina molto rara ed è l'utilitaria che ha motorizzato la Francia nel dopoguerra. Ha le porte a vento, niente plastica, tutto metallo, anche il volante. Ma come si viaggia dal punto di vista del comfort in quest'auto? Ecco, questo per dimostrare quanto è morbida e che la strada non si sente assolutamente. E siamo giunti allo sport, calcio, domenica alle 15 si gioca Licata-San Luca. Le interviste. Allora, diceva ai ragazzi che ha visto una partita corretta e contento. Sì, sono molto contento, una partita corretta, una finale dove si sono confrontate due belle realtà del calcio siciliano, Licata e Trapani, due società che sono presenti nel campionato di Serie D e hanno un settore giovanile adeguato. Non per niente stanno facendo questa finale, quindi il Licata continuerà partecipando alle fasi nazionali. Ho visto una bella partita, alla fine c'è stata una prevalenza del Licata, ma ciò che conta, ciò che veramente conta per me è che è stata una partita corretta, equilibrata, c'è stato rispetto per l'avversario, per gli arbitri. Questi sono i valori che mi interessano maggiormente. Il movimento calcistico dilettantistico in Sicilia, qual è lo stato di salute? Beh, abbiamo fatto dei campionati straordinari, bellissimi, quindi se io devo giudicare lo stato di salute dai campionati che abbiamo fatto, dagli investimenti che hanno fatto le società, abbiamo avuto campionati di eccellenza di altissimo profilo, di promozione di altissimo profilo, anche di prima categoria, addirittura alcuni gironi di seconda categoria hanno raggiunto livelli che non ci aspettavamo, quindi abbiamo fatto un campionato di eccellenza femminile a 12 squadre, la Serie C siamo il primo comitato d'Italia, quindi come dire, se dobbiamo giudicare da tutto questo lo stato di salute è ottimo. È ovvio che c'è bisogno di una migliore impiantistica sportiva, è ovvio che c'è bisogno di maggiore sostenibilità, è ovvio che ci sono bisogno di interventi per il meridione d'Italia a sostegno di chi è che fa attività dilettantistica. A proposito di impiantistica sportiva, tra poco le farò una domanda sul Pian del Lago, è uno stadio che ha beneficiato dei finanziamenti, hanno fatto un buon lavoro. Parlava di campionati eccezionali con piazze importanti, Catania su tutte, ma in eccellenza 5.000 persone all'Esteneto per l'Acragas, anche certo. Questi sono numeri importanti. Certo, non c'è dubbio. Io mi riferisco al Catania che ha caratterizzato fortemente questo campionato di Serie D, i tifosi catanesi hanno seguito la squadra ovunque c'è stato interesse, ovunque c'è stata partecipazione, ci sono stati anche buoni incassi per tutte le altre squadre. Devo dire che l'eccellenza siciliana veramente è stata caratterizzata da queste presenze importanti di società di città capoluogo, ma poi di società anche di centri importanti come Barcellona, come Taormina, quindi come Favara. Ecco, io dico che viaggiamo bene, stiamo andando molto bene. Intanto possiamo rassicurare tutti quelli che ti vogliono bene, i tifosi, come stai? No, sì, fortunatamente sto bene, ho fatto tutti gli accertamenti ed è andato tutto per il verso giusto.
Che cosa è successo? Un po' di stress, stanchezza? Può essere un po' di stress, un po' di stanchezza, però l'importante è che adesso è tutto ok e riprendiamo il percorso che ancora non è finito. Manca l'ultimo step che può essere decisivo. Sì, andiamo domenica in un campo molto difficile come quello di San Luca, però noi come squadra, come gruppo, come società non abbiamo mai niente regalato a nessuno, quindi andremo lì per cercare di vincere la partita e sperando di raggiungere i playoff. San Luca deve fare punti per evitare play-out. Sì, San Luca deve fare punti per evitare play-out, però questo è un loro pensiero, noi pensiamo a fare quello che dobbiamo fare e ce la metteremo sicuramente tutta per regalare una gioia a tutti quanti. Senti, ma perché è così importante per voi? È diventato così importante questa ciliegina sulla torta, se vogliamo, quella di riuscire a centrare i playoff? No, per noi... Non ve l'aveva chiesto nessuno all'inizio dell'anno? Sì, per noi è diventato importante perché se facciamo il rewind di agosto tutti ci davano per retrocessi, era una squadra che non poteva fare nulla, però abbiamo dimostrato dentro il campo e fuori dal campo che siamo un gruppo compatto e unito, e perché no regalarci quest'altra soddisfazione. E se te l'avessero detto all'inizio d'agosto che alla fine, all'ultima giornata del campionato, eravate a un passo da playoff, ci avresti creduto anche tu? No, non è che non ci avrei creduto, però ero sicuro che ci salvavamo perché durante la preparazione a Troina abbiamo lavorato bene, poi conoscendo le doti dei miei compagni, anche del mister, come ho detto una volta a un amico mio dove ho fatto una scommessa, spero di vincerla, gli ho detto che noi con questa squadra potevamo fare playoff e speriamo che vinco questa scommessa. È stata una stagione molto faticosa, questo lo possiamo dire, Sì, è stata tosta. Sì, è stata una stagione faticosa e molto tosta, però quando vengono i risultati e stai in un ambiente tranquillo e sereno, dove si lavora bene, di faticoso non c'è nulla. Prima dell'ultima giornata, che cosa ti è piaciuto di più di questo Licata e che cosa c'è, che cosa si deve migliorare? C'è sempre a migliorare, lo so, queste sono le risposte standard, ma una cosa su cui c'è da migliorare e cosa ti è piaciuto di più? L'ultima giornata mi è piaciuto la forza, come ti ripeto, del gruppo. Come ti ho detto, noi non abbiamo niente regalato a nessuno. Sono soddisfatto e orgoglioso del mio compagno di reparto dove si è fatto trovare pronto, di Elias, e questo mi dà tanto orgoglio perché non era facile entrare a 20 minuti dalla fine e portare a casa un risultato così importante, quindi vanno a lui i complimenti. Ho rivisto la partita e ha fatto veramente bene. Tu hai avuto un po' di paura? Sì, ho avuto un po' di paura, però quando poi abbiamo fatto tutti gli esami mi hanno rassicurato e ora sono più carico. Non è mai successo prima? No, non mi era mai successo e come ti dico ora sono più carico di prima per giocarci l'ultima battaglia lì a San Luca. Secondo anno di fila con il Licata che conquista questo trofeo regionale, una bella soddisfazione, ma qual è il segreto? Il segreto è il duro lavoro quotidiano, il sacrificio della società e soprattutto di questi ragazzi e delle loro famiglie. Alla fine il lavoro serio paga sempre, questo è il risultato. Onore al Trapani, che è una squadra organizzata, ben gestita anche a livello di settore giovanile, al mister che è un amico, faccio i miei complimenti, ma ecco, il Licata la seconda volta conferma un laboratorio importante, si sa lavorare con i giovani, che stiamo vedendo con la prima squadra e di conseguenza crescono anche i giovani della Juniores. Sì, no, diciamo che questo è il serbatoio per l'anno prossimo, questi sono quasi tutti 2005, quindi l'anno prossimo, entrando l'obbligo del 2005, il mister ha questo ventaglio di opzioni per poter portare in prima squadra. I ragazzi sono pronti? Per me sì, poi ovviamente devono lavorare. Nel futuro cosa c'è da fare? Adesso ci aspetta una fase nazionale che è molto complicata. Vediamo, dai, non mettiamo limiti alla provvidenza. Grazie ancora. Prego, grazie. Sono presente oggi alla finale di Serie D Under 19 tra Licata e Trapani, finita 3-0. Ne approfittiamo per che Licata domenica prossima, ultima giornata del campionato, può giocarsi l'accesso
ai playoff. Direi meritato per il campionato che avete disputato. Sì, ma chiaramente abbiamo una trasferta insidiosa, difficile, contro una squadra che sta in una situazione di classifica per cercare di raggiungere la salvezza anticipata, però noi siamo consapevoli di poter far bene e dobbiamo a tutti i costi cercare di centrare la vittoria per meritarci quello che abbiamo seminato quest'anno. Quindi un grande campionato giocato ad alti livelli, momentaneamente siete fuori, però se si compiono sempre i risultati potete essere dentro. Nell'ultimo periodo siamo stati dentro, fuori, e domenica è quella decisiva. Come ho detto prima, l'augurio è quello che possiamo fare una grande partita, una grande vittoria e centrare l'obiettivo, il secondo obiettivo che ci siamo prefissati in questa stagione, perché il primo obiettivo era quello di arrivare alla salvezza anticipata, ci siamo arrivati con merito, grazie ai ragazzi che hanno disputato veramente un campionato entusiasmante sotto tutti gli aspetti, grazie alla società che ci ha sempre sostenuto. Abbiamo lavorato tutti in sinergia, abbiamo fatto delle bellissime cose. Sarà una bella soddisfazione vedere i ragazzi che poi gravitano quasi tutti in prima squadra, che hanno accumulato tanti minuti che dobbiamo fare in questo torneo regionale. Sì, è una grande soddisfazione, a parte che abbiamo vinto il titolo regionale, abbiamo di questi ragazzi che hanno giocato oggi, 9 undicesimi sono aggregati alla prima squadra, per cui anche nel gioco si vedeva che avevano un'impronta diversa dalle altre squadre. Direi che è stata una partita che i ragazzi hanno vinto meritatamente e sono contento per loro, perché alla fine sono soddisfazioni che ti restano nell'arco di quella che è la tua carriera professionale. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.